Backstage. Ah, vabbè, senti papà, prima mi dici chi è tua moglie. No, non ce n'è assolutamente bisogno. E perché? Perché? Perché è divorziata. Anche. Divorziati! Divorziati? Ma è stupendo! Quindi vuol dire che noi poi potremmo stare insieme tutti i giorni. Te e la zia. Pensa che bello. Ah, papà, anche per te è il giorno più bello della tua vita, vero? No, Ma a questo punto credo che mia moglie possa tornare a casa, intanto a lei non riguarda. No, sua moglie deve rimanere qui perché devono ancora chiarire alcune cose. Ho giusto preso due appunti. Backstage. Perché la caposala aveva una siringa di 12 cm infilzata nel monoschiera? E perché le altre caposale sono scomparse? Perché il dottor Reuma ha una moglie di cui non sa niente? E perché il dottore ha un amante che chiama, aspetti, ho scritto, Tota Ciappa, Madamin Sergio, Madamin Garetto? E perché i dottori di questa clinica fanno resuscitare dei pazienti morti e di altri non si sa se sono morti cadendo sotto un tram o sono spariti? E poi perché un uomo cade dal musile, muore e nessuno ne sa niente? E questa è l'ultima, perché io sto cominciando a pensare che questa è tutta una manica di matti. Questo è senza pericolo. Ehi! È lui! È lui! A sul punto tempi non va poco, Renata, siamo giunti al punto che devo dire una roba, una brutta realtà, non pensate una roba. Che facendo il filmino? Giunti a questo punto devo dirlo. Renata, preparati uno show. Ma cosa è? Renata, voglio dire che il padre di Sofia. Ehi, aprite la porta! Si è rotta la maniglia. Adesso chiamiamo manutenzione. Vi voglio dire che il padre di Sofia. Insomma. Sì? Che? Sì, sì. All'MFL dell'infermiera Ginda Chiappa. Ginda Chiappa? Sì, ma dai alla cooperativa, chi l'ha introdotto? Che vi era lui, le succedute tante fasi, 3 anni fa, era bello. Insomma, là, lei non ha saputo resistere alla tentazione. Ma qui? Vai. Sì, però, Aprite immediatamente questa porta, chiamo i vigili! Ma che vigili, stiamo procedendo per far arrivare la manutenzione. Dobbiamo fare il bando prima, però. Com'è Garetto? Stiamo facendo il backstage. Siamo alla fine. alle fini. Sta andando abbastanza bene, insomma. Poi lo vediamo, tanto ci abbiamo Poi possiamo... nel secchio, qua c'è il vino. Questo è il vino. Anzi, adesso facciamo un bel bicchiere di vino che dopo possiamo guidare, che c'è. Guarda. E qui il dottor Neurotti. Lei chi è? Esca. Devo parlare al dottor Neurotti. Aspetta, Garetto, mentre... Faccio vedere come siamo attrezzati. Questo è? Che vino è? Barbera Superiore di Nizza, Monferrato. Alla Carla S. Era il primo oggi. Si vede. Anduma. Che tocca a me.
bisogni del ragazzo anche dal punto di vista economico. Questa lenteska fa molto più enorme il fatto lei. Grazie. Strano, di solito sei così egoista, sta botta di generosità, Non è egoista. Sì. Sì, semplicemente sa che potevo mantenere il ragazzo sia negli studi che poi più avanti, e che forse economicamente non sarebbe. Aspetta, si vede dopo. Ma noi non avevamo anche di sotto. No, ma che fai? Diciamo che una piccola gratifica non sarebbe neanche da buttare via. Questa volta la butto giù! Accertonati! Ci stiamo appunto occupando della manutenzione. Insomma che per soffiare farai una specie di farina. Ecco, va bene. E allora, una che ne ha qua? Andiamo a vedere adesso. Sì. Saluta che mandiamo via. Pronto, Leonotti? Sì, senta, può mandarmi su la caposala tutto